100. Ruba un camion della nettezza urbana e semina il panico tra le auto, momenti di paura la scorsa notte a Legnago, arrestato dai carabinieri un 31enne marocchino residente a Martellago. Da Piazzale Cialdini al Parco della Bissuola centinaia di studenti delle superiori hanno protestato contro il governo al grido "le nostre scuole cadono a pezzi". Una valigia abbandonata in Corso del Popolo ha fatto scattare un nuovo allarme bomba a Mestre, l'allarme di alcuni passanti sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri, la valigia era vuota. Sempre più turisti nei musei, sempre meno negli alberghi, gli ultimi trend del fenomeno nell'annuario sul turismo presentato dalla Giunta veneziana. Ha sfidato il divieto di pranzare al sacco nel centro storico di Venezia, venendo puntualmente montato dai vigili. Franco Cestaro annuncia che farà lo stesso ogni giorno come atto di protesta contro un divieto assurdo. Rischi idrogeologici e non solo, maxi esercitazione domani a Mestre con oltre 300 uomini tra protezione civile e carabinieri. Si parte al Parco di San Giuliano. Esonerato Stefano Vecchi, al suo posto confermato Walter Zenga sulla panchina del Venezia. L'ex portiere nerazzurro è già arrivato in laguna per il primo allenamento. Ben ritrovati con il notiziario da Venezia. In primo piano la cronaca, risiede a Martellago il 31enne marocchino che ubriaco ha rubato un camion della nettezza urbana e seminato il panico a Legnago nel Veronese la scorsa notte. Sentiamo. Il camion impazzito lungo la strada e il pensiero immediato a un atto terroristico, ma chi stava inseguendo il mezzo della nettezza urbana che ha seminato il panico in alcune vie di Legnago nella tarda serata di ieri sera sapeva bene che alla guida non c'era alcun terrorista, bensì un 31enne marocchino ubriaco e violento che in un attimo di follia ha creato il caos. Alle 23:30 prima ha avvicinato un operatore ecologico, poi lo ha strappato dal mezzo per la raccolta delle immondizie e se n'è impossessato, cominciando una folle corsa, travolgendo una decina di auto in sosta e abbattendo la segnaletica stradale. Scattato l'allarme sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Legnago, che si è messa all'inseguimento dell'uomo. Dopo una decina di chilometri, il mezzo, imbottigliato da un blocco stradale organizzato proprio dai carabinieri, ha centrato una gazzella a tutta velocità, facendola impennare e finire su un veicolo che stava sopraggiungendo da un'altra direzione con a bordo una donna. A questo punto il marocchino è stato bloccato dai militari. 4 di loro sono rimasti contusi in modo non grave, mentre all'uomo sono stati contestati reati di tentato omicidio, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. La scuola ora, perché anche nel veneziano oggi gli studenti hanno protestato contro il governo. Sentiamo. Le scuole crollano a pezzi, ci viene detto che non ci sono fondi per fare certe cose, quando quello che a noi appare è che per altre cose inutili i soldi ci sono. Da Piazzale Cialdini a Mestre al Parco Bissuola, centinaia di studenti del coordinamento Studenti Medi e Rete degli Studenti Medi hanno protestato lungo le vie della città, anche nel veneziano come nel resto d'Italia, contro il governo. Ci hanno dipinti come militari, vogliono farci fare la leva militare quando noi abbiamo bisogno di un'istruzione, abbiamo bisogno di persone che facciano il futuro della nostra nazione, il futuro siamo noi, la generazione nuova, quella che sta cercando di portare avanti questa nazione siamo noi e la soluzione non è farci fare la leva militare, ma avere dell'alternanza formativa che funzioni, delle scuole dove ci piace andare, dove abbiamo voglia di studiare, di imparare e di portare avanti la nostra Italia. Vogliamo un governo che sia capace di interpretare i cambiamenti. Noi chiediamo un cambiamento che sia un cambiamento reale, non quello che ci viene proposto dal nuovo governo, un cambiamento che appunto sia per l'inclusione, per l'aggregazione, l'integrazione. Non pensiamo che nel 2018 sia possibile che le discriminazioni siano ancora presenti, le discriminazioni razziali o sociali di qualsiasi tipo. Chiediamo che alla scuola vengano dati più fondi, perché è dalla scuola che si parte per cambiare il paese e abbiamo capito che il cambiamento che ci propongono adesso non è il cambiamento di cui abbiamo bisogno, perché non è proprio un cambiamento. Scuola di qualità, senza fondi non si fa, una scuola di qualità.
senza fondi non si fa. Una scuola più sicura dunque, ma non solo. Gli studenti si aspettano anche altro dal governo. Manca secondo noi un progetto di integrazione che sia un vero progetto di integrazione. Manca il progetto di manca capire che nella scuola, che se si vuole investire in una società diversa si deve cominciare da lì. Bisogna ricercare nell'ambiente scolastico dei luoghi dove i giovani si possano riconoscere, dei luoghi di aggregazione. Bisogna riuscire a far sì che ci sia una vera sicurezza nella scuola, che le scuole siano davvero sicure, che non ci siano ancora esempi di tetti che crollano, di muri che cadano. Bisogna veramente che la scuola, ci sia veramente un vero investimento nella scuola, che non sia un investimento fasullo che nasconda dei tagli ulteriori. Attimi di paura nel primo pomeriggio in Corso del Popolo a Mestre. Una valigetta abbandonata all'altezza del Civico 15 ha fatto scattare l'allarme bomba. I vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti supportati dai carabinieri e dagli artificieri. Come di consueto è scattata la procedura di sicurezza del caso, la zona è stata evacuata e messa in sicurezza, l'allarme è rientrato poco dopo. Gli artificieri hanno infatti fatto brillare la valigetta risultata poi vuota. Sempre più turisti nei musei, sempre meno negli alberghi, gli ultimi trend del turismo nell'annuario presentato questa mattina dall'amministrazione comunale. Il 2017 è stato un anno da record per il turismo veneziano. Gli arrivi sono cresciuti dell'8,4% e le presenze dell'11,2%. I dati definitivi nell'annuario presentato a Cafarsetti dall'assessore al turismo Paola Mar. Chiaramente però l'anno scorso può essere considerato come l'anno perfetto perché la situazione internazionale nel bacino del Mediterraneo e la Biennale Arte, sapete, ci fanno fare sempre dei grandi numeri. La cosa che ci conforta assolutamente è la crescita massiccia di quelle che sono le presenze a livello di musei. I visitatori dei musei cittadini sono aumentati del 5,8%, la Fondazione Musei Civici ha segnato un più 6,7%, mentre i musei statali si sono attestati al più 2,2%. Palazzo Ducale ha migliorato la sua performance, il Corriere è rimasto stabile e Capesaro ha beneficiato di un più 14,5%. Il fatto che aumentino le presenze nei nostri musei, ma in quasi tutte le istituzioni culturali, vuol dire che quel lavoro di connessione che si fa fra turismo e cultura funziona e i dati ci danno ragione. Il 2017 si conferma un anno da record, commenta Claudio Scarpa dell'Associazione Veneziana Albergatori, ma le presenze non vanno di pari passo con il fatturato, che nel 2018 mostra un trend in evidente calo, assestandosi finora su un meno 15%. Gli albergatori si dicono preoccupati per il forte aumento di posti letto in strutture extraalberghiere, passati da 22.500 a 32.500. È evidente, sostengono, il cambio di modello di turismo cittadino e lo spostamento del flusso su un sistema mordi e fuggi. Questa amministrazione, replicano da Cafarsetti, è impegnata come nessun'altra prima nella direzione del turismo sostenibile. Non dobbiamo dimenticare le 42 azioni che abbiamo nel piano strategico di governance, ne abbiamo portate a termine 16, anzi 17, ne abbiamo implementate altri 23, non ultima quella della chiusura della possibilità di fare nuovi bar e ristoranti nella città storica. Dobbiamo ricordare che siamo in fase di aggiudicazione per la Smart Control Room, siamo in fase di gara, dobbiamo indire la gara per il sistema conta persone. Ha sfidato il divieto di pranzare al sacco nel centro storico di Venezia, venendo puntualmente multato dai vigili, e annuncia che farà lo stesso ogni giorno come atto di disobbedienza civile. La crociata personale di Franco Cestaro contro la trasformazione di Venezia nella città dei divieti. Vediamo. È indecoroso una persona che si siede in un angolino a consumare un misero pasto, non lo so, per me è una dignità che va rispettata e non fargli una legge che lo vieti. Franco Cestaro, 63 anni, orese in pensione, monumento vivente alla venezianità, annuncia così la sua disobbedienza al regolamento comunale che vieta di consumare cibi e bevande seduti sul suolo pubblico.
Da 3 giorni si presenta a mezzogiorno in punto in campo San Trovaso per mangiare un panino o un piatto di pasta seduto sui gradini della riva. Continuerò incurante delle multe, promette, fino a quando il Comune non ritirerà questa norma inaccettabile al di fuori di casi particolari come Piazza San Marco. Io credo che sia una legge inumana e poi non tiene conto che ci sono migliaia, proprio migliaia in tutta la città ovviamente, di studenti, di operai che si portano il cibo da casa, fanno una pausa alimentare, non un bivacco come sostengono. Un bivacco è la tenda, un bivacco è farsi il fuoco. No, è una pausa alimentare che questa gente fa per risparmiare, fa per mantenersi agli studi. Puntuali i vigili si sono presentati a multarlo giovedì mattina, guidati dal comandante Marco Agostini in persona. Oltre a quella per il panino en plein air con frittata di cipolle, Franco si è guadagnato una sanzione per aver portato a spasso senza guinzaglio il suo cane Ginger. Non pagherò, assicura, e citerò in tribunale come testimoni tutti gli agenti presenti. Io credo che mangiarsi qualcosa sia dignitoso, che debba avere il rispetto e la dignità di una persona. Invece sui social e anche su qualche giornalaccio sono trattati come criminali. Le leggi moralmente ingiuste si possono disubbidire e contestare, ricorda Cestaro. Invito chi lo vorrà a partecipare a questo presidio contro una norma scorretta e discriminatoria. Venezia è sempre stata una città aperta, tradizionalmente, storicamente parlando. Era una città aperta ad ebrei, a negri, a schiavoni, e non è giusto che per pochi, perché alla fine sono pochi, cialtroni, venga trasformata in una città razzista, in una città che vieta il genere umano. Torniamo ora a parlare dell'indagine della Procura di Venezia sulle liste d'attesa all'ex ULSS 13 di Milano, ora entrata a far parte dell'ULSS 3 Serenissima. L'ipotesi è che siano state modificate nell'arco di 3 anni, dal 2015 al 2017, oltre 44.000 ricette di pazienti che avevano richiesto una visita o un esame specialistico senza ottenere risposta nei tempi previsti. Un fascicolo, per ora senza indagati, avviato proprio da una segnalazione della stessa regione, lo ha raccontato oggi il governatore Zaia. Sentiamo. La segnalazione l'ho fatta io alla procura, per cui lo dico ufficialmente, l'ho fatta io la segnalazione. Ho visto, mi sono state fatte vedere delle carte, una relazione di una vicenda che gli uffici stavano analizzando da qualche mese. Ho rimesso senza alcun giudizio al signor procuratore Cherchi, la possibilità di fare verifica, di prendere anche delle decisioni se sono da prendere, senza portare una posizione predefinita, visto e considerato che la questione è una questione molto complicata anche dal punto di vista tecnico ed è giusto che sia chiarita in maniera, come si può dire, cristallina affinché non restino dubbi. Dopo ricordo anche che anche se c'è una sola prestazione che ha il fumus di non essere regolare, ci vuole tolleranza zero, però devo anche ricordare ai veneti che stiamo parlando di 43.000 prestazioni e non sto sminuendo il problema, ma voglio anche dare una dimensione dei numeri: 43.000 prestazioni in 3 anni contro circa 240 milioni di prestazioni in 3 anni. In arrivo nuovi posti barca per la sosta temporanea che i veneziani chiedono da anni. Sentiamo. La Giunta Comunale ha dato il via libera ai progetti di messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acque, pontili, bricole e palancole nel centro storico e nelle isole di Venezia. Le nuove darsene costeranno complessivamente 3,2 milioni di euro e renderanno disponibili 323 posti barca per l'ormeggio temporaneo dei natanti. Sarà finalmente possibile sostare in aree idonee tutelando il decoro e la salvaguardia della città. In ogni nuova area di ormeggio verrà installata una telecamera che, nel rispetto delle normative sulla privacy, consentirà di individuare ogni violazione. Gli installi potranno essere prenotati dai veneziani su una piattaforma web. Rischi idrogeologici e non solo, maxi esercitazione domani a Mestre con oltre 300 uomini tra protezione civile e carabinieri. Si parte alle 7:30.
Scirocco 2018. È questo il nome dell'esercitazione che si svolgerà sabato in tutto il territorio comunale con simulazioni di vari scenari di rischio, in cui saranno occupati gli uomini della Protezione Civile del Comune di Venezia e i carabinieri del 4° Battaglione Veneto. Questa esercitazione, che naturalmente tende sempre a testare e verificare la preparazione di tutti i nostri uomini, vedrà coinvolti oltre 300 uomini in tutto, tra uomini appunto di protezione civile e dell'Arma dei Carabinieri. Assieme a questo, colonna portante ovviamente anche per quello che la materia richiama, soprattutto dal gennaio 2018, ultimo decreto legislativo, è proprio la condizione che viene coordinata dal Comando dei Vigili del Fuoco. Si inizia alle 7:30. È la prima volta che si svolge tutto ciò e questo andrà a simulare un insieme di interventi nel territorio su luoghi che hanno peculiarità e caratteristiche diverse, quindi dal recupero dei beni culturali a quella che è un recupero della persona scomparsa, piuttosto che un'evacuazione, piuttosto che altro ancora. Questo farà campo base alla località del Parco di San Giuliano, dove verranno poi anche, saranno somministrate appunto le assistenze agli evacuati, piuttosto che altro ancora, e vedranno come punto di riferimento ulteriore quella che è la piazza Ferretto, in maniera tale che in tutto ciò si possa assistere a quelle che sono le attività in corso. A questo abbiamo pensato naturalmente ai nostri giovani, perché la cultura della prevenzione deve estendersi soprattutto nei nostri giovani, e quindi sono coinvolte, se non ricordo male, 6 o 7 classi del Bruno Franchetti. Parallelamente, tra sabato e domenica si svolgerà anche l'8ª edizione di Io non rischio, che punta a informare la popolazione sulle buone pratiche per ridurre il rischio sismico e di alluvioni. Ed ora la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in onda con l'edizione di Venezia del nostro telegiornale. In occasione della giornata nazionale delle persone con sindrome di Down torna la campagna di sensibilizzazione Non guardarmi solo a metà. Venezia, Mestre, Marghera, Noale, Mirano. Sabato e domenica torna la campagna di sensibilizzazione Non guardarmi solo a metà sulla realtà delle persone con sindrome di Down in occasione della giornata nazionale a loro dedicata il 14 ottobre. È una iniziativa, io trovo, meravigliosa, che appunto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle persone che hanno questa sindrome. L'obiettivo è invitare le persone ad andare al di là dei pregiudizi e promuovere l'incontro e la conoscenza, come evidenzia anche l'associazione che ha presentato l'iniziativa insieme al Comune. Facciamo attività di promozione dell'autonomia, e l'autonomia anche in una persona, in qualsiasi persona, la voglia di autonomia nasce soprattutto durante l'adolescenza, c'è l'esigenza di staccarsi dai genitori, e quindi i ragazzini manifestano queste esigenze, i genitori la percepiscono dai 15-16 anni, 14-15 anni in poi. Noi ci siamo, ecco, e quindi la maggior parte delle famiglie poi comunque, se già non ci sono da noi, arrivano in quel momento. Attraverso questa rete le persone Down cercano anche la loro identità. È fondamentale, come qualsiasi persona, avere un gruppo di riferimento, di confronto anche, di coetanei con i quali condividere delle esperienze, con i quali affrontare alcuni anche argomenti e sviscerare dei problemi magari personali, scoprire che non sono solamente miei ma anche di qualcun altro, confrontarsi su strategie, anche su come affrontare alcune cose. E una volta affrontato un certo percorso di crescita, a loro volta possono diventare volontari per aiutare altri amici. Per noi è molto importante il volontariato e abbiamo sempre avuto la fortuna di avere dei volontari generosi e sensibili, ma anche i nostri ragazzi, crescendo, hanno espresso tante volte il desiderio di poter realizzare a loro volta delle azioni di volontariato. Questo mi sembra un gesto molto bello che denota sensibilità e partecipazione. Negli stand si potranno acquistare cioccolate personalizzate, il cui ricavato servirà per organizzare varie iniziative. Weekend e inizio della prossima settimana da gite fuori porta, il bel tempo non lascerà la nostra regione. Sentiamo l'esperto meteo. In questo fine settimana la nostra regione sarà protetta da un campo di alta pressione, per cui sia sabato sia domenica il tempo sarà bello, ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno più o meno in media con il periodo,
con valori massimi attesi tra 22 e 25 gradi di giorno, mentre di sera si scenderà fino a 12-14 gradi. Il risveglio della mattina di domenica sarà un po' più fresco, infatti ci attendiamo 10-11 gradi. Per la prossima settimana l'alta pressione garantirà ancora bel tempo sulla nostra regione, quindi per altri 5, 6, 7 giorni il tempo sarà soleggiato con temperature che manterranno gli stessi valori. Ed ora lo sport calcio è Walter Zenga, il nuovo allenatore del Venezia. Esonerato Stefano Vecchi, al suo posto arriva Walter Zenga alla guida del Venezia. Mancava solo la conferma della società, dopo una gaffe su Instagram era risuonata come mezza conferma. A Zenga spetterà il compito di portare fuori da una pericolosa posizione la classifica della squadra. La notizia del probabile esonero dell'ex allenatore delle giovanili dell'Inter Vecchi era nell'aria da un po' di tempo, a fronte di un ruolino di marcia nella serie cadetta tutt'altro che invidiabile. Attualmente la classifica parla di un Venezia al 16° posto nella serie cadetta, con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, troppe per una squadra che l'anno scorso ha cullato il sogno di approdare nella massima serie, disputando anche i play-off. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente domani. Migranti e accoglienza si può fare, il titolo della puntata di questa sera di 20 e 10 in studio con Nicola Zanetti, il professore trevigiano Antonio Calò, cittadino europeo del 2018. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, le previsioni del tempo in chiusura. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 13 ottobre. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile ovunque. Ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno praticamente ovunque o al massimo velato. Temperature sostanzialmente invariate, con minime comprese tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione sostanzialmente immutata. Anche qui infatti dominerà il bel tempo, sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo sarà in prevalenza sgombro da nubi. Non sono previsti fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature stazionarie, minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche sulla nostra regione infatti sarà soleggiato ovunque. Il cielo sarà sereno e limpido su tutti i settori, salvo per innocue velature. Non sono previste piogge. Temperature stazionarie ma molto miti, con minime tra 11 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 24 e 27 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!